adesso sì davvero. Buonasera amici delle Tegnue Beach, che bello ritrovarsi in questa struttura straordinaria. Poi, insomma, panorami di questo tipo sono così rari ed è bello poter esibirsi in una location così straordinaria, e per noi è un ritorno, ed è un ritorno piacevolissimo, e ringrazio la famiglia Piozzo per darci questa bellissima opportunità quest'anno, perché una tappa di Miss Italia, anzi lo anticipiamo, saranno più di una, e poi addirittura anche quest'anno una finale regionale, sarà qui in questa splendida location, e quindi noi siamo pronti e felici, perché insomma riuscire a tornare ad esibirsi come si deve, con un pubblico presente, con delle bellissime ragazze pronte, è davvero un grande piacere. Una selezione, quindi una tappa importante, perché le vincitrici di questa sera accederanno direttamente alle finali regionali in Veneto del concorso, quindi per loro sarà un passaggio molto importante. Sono 18, c'è una giuria prontissima ad individuare la più bella tra le belle. Io a questo punto partirei con la sigla, andiamo a farle sfilare tutte insieme e poi ovviamente andremo a conoscerle una a una. Ecco le candidate al titolo di Miss Le Tegnue Beach. A voi! Ed eccole qui, le grandi protagoniste da 83 anni, perché da 83 anni le grandi protagoniste di questo concorso sono sempre e solo loro, le nostre straordinarie ragazze. Io voglio fare un saluto e portare un saluto a voi da parte della nostra patron Patrizia Mirigliani, e ovviamente un applauso lo facciamo a Patrizia per la tenacia, la forza e davvero la determinazione con il quale porta avanti questo concorso. Bene. Noi abbiamo la fortuna di avere degli ospiti, delle ospiti che ci tornano a trovare, perché Miss Italia lascia un bel ricordo in tutte loro, e quindi iniziamo, ne abbiamo due questa sera, una che ha vinto il titolo di Miss Eleganza, uno dei titoli storici, il titolo che venne assegnato a Sofia Loren tanti e tanti anni fa, venne creato proprio per lei, Miss Eleganza 2019, che ha rappresentato ovviamente la Regione Veneto alle prefinali e alle finali di Miss Italia. È con noi Sofia Raccanello. Allora, noi ci vediamo più tardi, perché poi anche voi faremo una chiacchierata insieme, ma intanto se vuoi fare la passerella fino alle telecamere lì davanti, dai, almeno fino lì fatto. Poi abbiamo un'altra ragazza che l'anno scorso ha vinto il titolo di Miss Le Tegnue Beach, e sicuramente le ha portato bene, perché non solo ha vinto questo titolo così importante, ma si è aggiudicata la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Veneto, è stata una delle protagoniste delle prefinali di Miss Italia 2021. È con noi Carolina Zaupa. Ovviamente in qualche modo indossa le due fasce Le Tegnue Beach. Poi Rocchetta Bellezza, titolo importante, Rocchetta Bellezza Veneto, che l'ha portata alle prefinali di Miss Italia. Molto bene, abbiamo conosciuto due ragazze che il loro percorso a Miss Italia lo hanno sicuramente fatto, e fatto anche con successo, perché poi la Sofia sta facendo sfilate, comunque ha una carriera di modella ormai in 2 anni davvero lanciatissima, e questo ci fa piacere, mentre la Carolina adesso è nel periodo di rodaggio, quindi si è appena aggiudicata questo titolo in realtà, perché ha vinto Miss Rocchetta qualche mese fa in realtà, e quindi piano piano tutto questo la porterà magari chissà ad ottenere dei grandi risultati. Detto questo, adesso abbandoniamo le
passate la parola, le due vecchie che detto da me è un dramma, e avviciniamoci alle nuove leve di Miss Italia, a colei alla quale tu in qualche modo cederai il titolo di Miss Le Tegneux Beach. Iniziamo con la concorrente numero 1, prego. Presentano loro, a te il microfono. Salve. Visto? Sono Noemi Mettifogo, ho 21 anni, vengo da Cerea e nella vita sono insegnante di sostegno e studio filosofia all'università. Molto bene, concorrente numero 1. Prego, numero 2, vieni. Buonasera, sono Lanaro Chiara, ho 21 anni, vengo da Colcerese in provincia di Vicenza e nella vita studio economia ambientale all'università. Molto bene, concorrente numero 2. Concorrente numero 3. Sono Sara, ho 22 anni e vengo da Monselice. Nella vita studio economia a Milano. Molto bene. Numero 4. Buonasera a tutti, sono Aurora, 17 anni, vengo da Campolongo Maggiore e studio al Liceo delle Scienze Umane. Molto bene, concorrente numero 4. Sono tutte pronte, vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Leila Saggi, vengo da Tirolo, ho 22 anni e nella vita sono una studentessa di ingegneria gestionale. Va bene? Concorrente numero 5. Concorrente numero 6, vieni. Ricordo sempre i numeri, importanti per la giuria. Concorrente numero 6. Buonasera a tutti, sono Anna Vittoria, ho 20 anni e vengo da Treviso. Nella vita sono una ballerina classica e una studentessa del liceo scientifico. Molto bene. Pronta? Vieni, numero 7. Buonasera a tutti, sono Veronica Boscolo, ho 20 anni e vengo da Chioggi in provincia di Venezia. Nella vita ho studiato all'Accademia del Lusso di Milano per diventare organizzatrice di eventi. Molto bene. E poi andiamo con la prossima concorrente, che ovviamente è la numero 8. Buonasera, mi chiamo Giulia, ho 27 anni e sono un'impiegata per una ditta che produce sonde di temperatura.
night was just a boy. Christmas. Dobbiamo conoscere la prossima concorrente, che è la numero 9. For the presents and laughter. I couldn't sleep late. Corrente numero 9. Buonasera a tutti, mi chiamo Carla Naomi, ho 22 anni, vengo da Faravaro Veneto in Venezia e faccio la commessa mattina. Molto bene. Lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is. Buonasera a tutti, io sono Chiara Clincanato, ho 24 anni. Nella vita mi sono appena laureata in scienze sociologiche per poi specializzarmi in criminologia. Quindi abbiamo la concorrente numero 11. Buonasera, sono Aurora Di Gioia, 28 anni, vengo da Mestre e nella vita faccio la commessa. Numero 12. Conosciamo anche la concorrente numero 12. Buonasera a tutti, io sono Nicole, ho 22 anni, vengo da Carattere e nella vita faccio l'impiegata. Andiamo con la prossima, che è la numero 13. No, immaginavo, mi viene a sorridere perché immaginavo nel percorso dei pit stop ogni tanto sapete un po' di fritto in qualche tavolo, qualcosa che passano. Vai, numero 13, prego. Buonasera a tutti, sono Anna Rita, ho 21 anni e nella vita faccio l'insegnante d'asilo. Di dove sei? Di Padova. Molto bene, numero 13. È pronta la numero 14? Ma certo che sono. La conosco. Buonasera a tutti, sono Giorgia Fantina, ho 22 anni. Nella vita pratico karate a livello agonistico e lavoro alla Ford, un centro concessionario. Molto bene, vai. Pronta al numero 15? Buonasera a tutti, sono Martina, ho 19 anni, vengo da Vedelago in provincia di Treviso e ho appena preso la qualifica da parrucchiera. Numero 16. Non dobbiamo distrarre le nostre concorrenti perché sono giustamente concentrate. Numero 16, presentati. Buonasera a tutti, sono Sonia Bonivento, abito a Sottomarina, 23 anni. Sono laureata in economia aziendale, faccio la magistrale e nel frattempo faccio 2 lavori. Molto bene, vai.
numero 17. Buonasera. Ciao. Buonasera, sono Eleonora, ho 27 anni e lavoro come insegnante, sono di Padova. Hai detto tutto? Sì. Vai, la passerella è tutta tua. Del gruppo, la concorrente numero 18. Buonasera a tutti, io sono Valentina, ho 19 anni e nella vita pratico scherma a livelli agonistici e studio all'Istituto Superiore di Moda a Padova per diventare una stilista e una modellista. Molto bene, numero 18. Vorrei ricordare intanto Rocchetta, Miss Italia, bevi tutti i giorni l'acqua olico minerale Rocchetta perché è leggera, stimola la diuresi, eliminare scori liquidi in eccesso. Quella Rocchetta, acqua della salute e della bellezza, è da sempre l'acqua di Miss Italia. Miss Italia Rocchetta, un binomio di successo. Rocchetta, belli fuori, puliti dentro. Plin plin, insieme a Miluna Gioielli, il regalo Miluna di valore che dura nel tempo, il gioiello perfetto per le ricorrenze, i momenti speciali. Miluna corona sentimenti di affetto e sogni di bellezza come quello di diventare Miss Italia e indossare la preziosa corona di diamanti creata da Miluna. Poi abbiamo Chissimo Biancaluna, è l'intimo made in Italy che vedete indossato dalle nostre splendide ragazze, avete capito bene. Chissimo Biancaluna è una delle pochissime aziende che produce tutte le sue collezioni di intimo e pigiama in Italia, ma il marco Biancaluna non è solo intimo, è un intero mondo di biancheria per la casa che potrete scoprire nei negozi di arredo tessile per la vostra città. Poi abbiamo Givova, che è il nuovo partner di Miss Italia, le meravigliose ragazze del concorso indosseranno abbigliamento sportivo ricercato e di tendenza, adatto a tutte le donne che vogliono sentirsi belle e in forma. Con Givova lo sport incontra la bellezza per esprimere i valori sani e positivi che abbracciano il più alto concetto di benessere. La scelta giusta per sentirsi grintosa e dinamiche alla moda su www.givova.it. E poi abbiamo Rea Academy, il trucco per avere successo. Quindi grazie anche a questi nostri amici, a queste aziende che sostengono oramai da tempo Miss Italia, perché alcune di loro sono davvero storiche come aziende, quindi noi le ringraziamo. Detto questo, arriva il momento importante per la nostra giuria e per le nostre ragazze, perché adesso le ragazze andranno a sfilare con il body ufficiale del concorso. Questo sarà il momento nel quale i giurati andranno ad emettere il voto definitivo. Io vorrei presentarli però i nostri giurati, iniziando da Annelino Tiozzo, titolare insieme alla sua famiglia di questa struttura straordinaria. Grazie per essere qui con noi, ovviamente per far parte di questa giuria. Poi abbiamo Andrea Hub Media Group, poi abbiamo Luca Scarpa, Raffaello Navigazione che è qui con noi, poi abbiamo Daniel Gray insieme a Nicola Brugiolo di Radio Stereo Città, grazie a voi per essere qui insieme a noi, e poi Alessandro Darè, presidente Confcommercio di Chioggia, grazie, e poi Alberto Perini, anche lui di Confcommercio, quindi grazie a voi e buon lavoro, perché comunque questa sera dovete individuare la bella tra le belle. L'anno scorso questa giuria è stata bravissima perché comunque ha individuato una prefinalista nazionale, quindi il lavoro quest'anno dovete migliorarvi, bisogna alzare il tiro e dovete impegnarvi per questo. Bene, pronte? Pronta? Numero 1, ci sei? Vai! Numero 1, qui le presento io, adesso le facciamo solo concentrare sulla sfilata. Lei è Noemi, 21 anni, di Cerea in provincia di Verona. Chiara. Chiara, concorrente numero 2, lei ha 21 anni, arriva da Colceresa, provincia di Vicenza. Sara concorre con il numero 3, a 22 anni, arriva da Monselice, quindi dalla provincia di Padova. Aurora.
Aurora ha 17 anni, arriva da Campolongo Maggiore, qui dalla provincia di Venezia. Lei invece ha 22 anni e concorre con il numero 5, Leila, arriva da Teolo, provincia di Padova. Vieni, Anna Vittoria. Anna Vittoria concorre con il numero 6, ha 20 anni, arriva da Treviso. Poi abbiamo Veronica. Veronica ha 20 anni, concorre con il numero 7, arriva da Sottomarine. Ha 27 anni, arriva da Carpenedo, qui nella provincia di Venezia. Corre con il numero 9, ha 22 anni, arriva da Mestre. Concorrente numero 10. 24 anni, alla campagna europea provincia di Venezia. Però 10, Chiara. Corrente numero 11, Aurora, 28 anni, fa la commessa e arriva da Mestre. Con Nicole, numero 12, Nicole ha 22 anni, fa l'impiegata e arriva da Cavallo. Corre con il numero 13, Annalita ha 21 anni, arriva da Villafranca Padovana. Giorgia, al numero 14, 22 anni, di Fiore di Sappo, provincia di Padova. Living life, every day, late at night, not okay. All I want,
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really concorre think col anyone numero can save me, 15 and honestly a I'm not really 19 sure anni, what's viene da saving me. I Vedelago. like to be my own worst Ha appena enemy. finito There's la no scuola place per to la go, I'm trying conciatura. anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. 23 anni di I'm Chioggia. having that better days. I could walk, see, Concorre hear, I con il celebrate, numero think I could change my 16. mind, maybe elevate. Living life, Laureato in economia aziendale. not okay. Sonia. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. Leonora. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. 17 anni di Padova. Others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Io del gruppo Valentina, concorrente numero 18. I believe in the better days. Lei ha 19 anni, arriva da Padova. Better days, I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray. Adesso vedremo le ragazze gruppi di 3. Prima di arrivare qui di fronte alla giuria arriveranno fino alla fine di questa passerella, così anche lo dico agli operatori video, le facciamo arrivare proprio fino a questo punto, in modo che sarà un'occasione per rivederle di più. Aspettiamo ovviamente che rientri la concorrente numero 18, che rientri Valentina, facciamo rientrare, prendere posizione e poi le ripresentiamo tutte insieme, così è l'occasione per rivederle una volta di più. Molto bene, andiamo con Noemi, Chiara e Sara. Arrivate fino in fondo alla passerella, dalla numero 1. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest. Ora andiamo con Aurora, Leila e Anna Vittorio. Need to take the news up. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as E quindi Veronica, Giulia e Carla Naomi. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you'd never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to Andiamo play con fast, Chiara, never change Aurora back. e Calling, Nicole. calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. Annalita, Giorgia e Martina. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you were not as tough though. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of Ultima all the terna. bad thoughts, people who
Sonia, Eleonora e Valentina. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough defeat. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough though. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough defeat. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough defeat. I'm sick of all the bad thoughts, people who are Grazie. Io a questo punto vorrei, vicino a me, prendo l'altro microfono, avviso i nostri amici all'audio Luci, vorrei qui vicino a me un'amica. Iniziamo dalla più vecchia. Più vecchia come fascia ovviamente, visto che Sofia Raccamello ha vinto il titolo di Miss Eleganza nel 2019, quindi andiamo prima con le anziane e poi andiamo. Sofia, Miss Eleganza? Buonasera a tutti. Allora fai una cosa, lasciami il microfono e fai una passerella, perché scusa Sofia Raccamello, Miss Eleganza 2019. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with Finale del 2019 la ricordiamo con tanto affetto perché abbiamo fatto una diretta bellissima su Rai 1. Poi è arrivato il 2020, sappiamo quello che è successo, però la cosa bella è che noi siamo ancora qui con 18 belle ragazze che hanno voglia di stare su una passerella, stare in mezzo al pubblico e con delle ragazze così belle che ci tornano a trovare, perché vuol dire che hanno conservato un bel ricordo, vero? Assolutamente sì. No, veramente. Senti Sofia, come stai innanzitutto? Come sta? È un po' di anni, noi ci sentiamo, ci vediamo, insomma grazie a Paola Rizzotti, la nostra patron del concorso qui in Veneto. Come sono andati questi anni? Cosa ti ha portato Miss Italia? Allora, devo dire che è stata un'esperienza veramente bella, ricca di emozioni e si vedono posti nuovi, si conoscono persone nuove e anche appunto Paola e Michele con i quali si mantengono sempre dei bei rapporti. E niente, mi ha portato questo lavoro da modella. Esatto. Io ho sempre, io studiavo e mi sono laureata in economia e commercio estero e nonostante, mentre studiavo, facevo anche questi lavori. Quindi Miss Italia ti ha dato un po' la spinta, forse anche il coraggio magari, no? Di buttarsi anche un po' di più. Perché prima io non avevo fatto nulla, non avevo mai sfilato, mai messo un paio di tacchi e quindi sì, mi ha aiutato molto. Questa è la prova di quello che noi diciamo spesso, magari le ragazze all'inizio non lo percepiscono, però Miss Italia veramente aiuta in una formazione. Noi, io parlo al plurale, ovviamente quando si sta su un palco e si presenta, si rappresenta in realtà un gruppo di lavoro, io sono uno che chiacchiera in realtà, poi alle spalle c'è Paola Rizzotti che ha 30 anni di esperienza nell'organizzazione di grandi eventi moda e uno staff di persone dove lo diciamo sempre, le selezioni di Miss Italia devono servire anche per formare una ragazza, per avvicinarla a questo lavoro. Poi è chiaro che lo studio, la preparazione sono fondamentali come in ogni lavoro. Senti, cosa ricordi di quelle giornate di prefinali, di finali, di prove a tutte le ore del giorno e della notte? Quale ricordo hai? Poi sentiremo invece la versione di un'altra concorrente che ha passato la Miss Italia del 2021, quindi comunque con altro tipo di modalità in qualche modo, perché ci siamo dovuti adeguare a quelle che erano le modalità del 2021 che tutti sappiamo. Tu cosa ricordi di quel 2019, di quel periodo a Jesolo in quella finale? Allora, io mi ricordo che eravamo 80 ragazze e mi ricordo che ci alzavamo molto presto al mattino, facevamo tantissime prove e mi ricordo la registrazione della sigla dove eravamo tutte vestite con gli anni, tipo anni 80, con i costumi d'epoca e anche truccate, tutte così, che abbiamo registrato la sigla. Quello è stato un bellissimo momento, poi è tutto un bellissimo ricordo, quindi faccio anche fatica a trovarne uno preciso, è stato veramente tutto bello. Cosa ti aspetti nel futuro? Allora, io ora come ora vorrei fare anche una laurea magistrale. Mi piacerebbe, insomma, laurearmi, fare una magistrale in inglese, che penso sia molto importante al giorno d'oggi. E comunque continuare anche su questa strada di fare sempre un po' di shooting, qualche sfilata, che fa sempre piacere a me.
Bene, Sofia, grazie e poi ovviamente ci vediamo per le premiazioni. Grazie a voi. Con noi Miss Eleganza Veneto 2019, Sofia Raccanello. Che bello, poi per me, poi accomodarti, grazie, il microfono, tienilo pure tu. Per me è bellissimo vederle perché le ho presentate in quasi tutte le serate, poi vabbè, capitano alcune iniziative, magari non ci sono io. E veramente per me è quasi un'emozione perché si vedono come crescono queste ragazze. Io me le ricordo loro timide che a malapena riuscivano all'inizio a dire qualche parola, poi lei non aveva proprio affrontato il palco di Miss Italia totalmente al di fuori da questo mondo. Io me la ricordo, me ne ricordo molte di loro ed è veramente bello poi rivederle su questo palco con una sicurezza, con una forza, una determinazione straordinaria. Quindi brave, queste sono le ragazze di Miss Italia, io lo dico sempre. Bene, allora mentre sono iniziati i conteggi della giuria, che sono sempre una cosa importante perché alla fine questa è comunque una gara, io ci tengo a dirlo ovviamente, 6 sono le ragazze che termineremo questa sera. La cosa importante è che per le altre Miss Italia non finisce assolutamente, ma anzi può ricontinuare perché la Rete New è una delle tappe di selezione di Miss Italia. Tra l'altro ne faremo un'altra e poi qui faremo anche una finale regionale, quindi torneremo a trovarci, ma poi ci saranno tante altre selezioni in giro per la regione Veneto, quindi ci sarà sicuramente la possibilità per tutte loro di rifarsi, ecco. Quindi non disperate ma anzi gioite perché comunque il percorso è ancora lungo. Adesso le vediamo in una sfilata di moda, giusto perché così proprio per quello che si diceva con la Sofia, diamo anche un po' di aiuto a calcare palcoscenici e passerelle, quindi facciamo un'uscita in costume da bagno, anche perché qui siamo di fronte al mare, oggi pomeriggio sentiamo veramente la brezza marina che arrivava, abbiamo una spiaggia bellissima, si tengono degli eventi importantissimi alle Tegnue, quindi qui si respira l'aria di mare d'estate e quindi una sfilata in costume da bagno non può assolutamente mancare. Io vado a bermi un po' d'acqua, rocchetta ovviamente, e lascio il palco alle ragazze. Ci vediamo dopo, grazie.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay Ci voleva un'uscita dedicata alla moda mare, ovviamente con i costumi che le ragazze hanno deciso di indossare. Qui non c'erano sponsor, non c'era nulla, le ragazze avevano detto un'uscita con i nostri costumi da bagno, quindi l'hanno fatta e sono presentate a voi. Bene, stiamo aspettando il verdetto della giuria, che è sempre il momento più complicato, vedete c'è il momento da fare i conti, vedo che il presidente di giuria è dietro impegnato nei conteggi, quindi nel frattempo io ne approfitto di un ospite, perché io prima ho intervistato la vecchia delle nostre finaliste, la Miss Eleganza 2019, ma abbiamo colei che quest'anno ha fatto Miss Italia nel 2021. Io tra l'altro voglio ricordarlo sempre che nel 2020, malgrado tutto quello che è accaduto, Patrizia Miliani ha comunque voluto fortemente portare avanti Miss Italia, fatta in maniera anomala, attraverso dei casting fatti online. Una commissione tecnica ha scelto attraverso dei video la migliore, la rappresentante di ogni regione, è stata fatta una finale a Roma. Nel 2021, se ricordate, perché ci siamo visti l'anno scorso, comunque sono state fatte delle selezioni in presenza, con le giuste precauzioni e cautele, perché non si può sottovalutare, e scusatemi ma anche adesso dobbiamo stare molto attenti. Qui è bellissimo il camerino perché è completamente all'aperto, quindi quantomeno insomma si può stare un pochino più tranquilli. Però ecco, l'anno scorso siamo riusciti a fare serate in presenza e siamo riusciti a fare una Miss Italia, la prefinale a Roma, poi la finale a Venezia, e con noi c'è una persona che su questo palcoscenico si è giudicata a titolo di Miss Le Tegnue Beach 2021. Questo l'ha portata alle finali regionali, alla finale regionale si è giudicata il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Veneto, e poi da lì è arrivata alle prefinali nazionali di Miss Italia a Roma. Con noi Carolina Zaupa. Eccola qui la nostra Carolina. Vai, ti chiedo subito una sfilata e poi andiamo con i saluti. Però non ha dimenticato la fascia dal quale tutto è nato, che è Miss Le Tegnue Beach, vinta l'anno scorso. Eccola qui, la nostra Carolina. Buonasera Carolina. A te. Adesso arriva il microfono anche a te. Buonasera a tutti. Sembra facile. Facciamo un applauso ai tecnici, audio, luce, facciamo loro perché sembra facile, ma coordinare il tutto non è proprio una cosa semplicissima. Carolina, sei tornata sul tuo palcoscenico. Prima fascia. La tua prima fascia, cosa ricordi di quella serata? Allora, mi ricordo che ho rotto il tacco, però è stato bellissimo, è stata un'emozione unica vincere la mia prima fascia qui in questo luogo stupendo, tra l'altro, e solo ricordi belli. Senti, ritornare nel camerino dove sei stata l'anno scorso, dove hai condiviso qualche ora con le tue amiche, con le tue colleghe, con le tue concorrenti, se così possiamo dire. Cosa hai provato questa sera? Se devo essere sincera, mi manca l'emozione di partecipare, l'adrenalina della gara. Sì, esatto, l'agitazione prima di entrare in scena e dopo l'adrenalina quando esci, è bellissimo. E quindi ho provato un po' di malinconia, però nello stesso tempo felicità. Cosa ricordi invece del momento? Adesso facciamo vedere la finale, altrimenti poi non si vede Rocchetta, poi ho i fotografi da dire, ma non si vede la fascia di Rocchetta. Questa l'ha poi permesso, Sofia, non gliela rubare però, È sempre sua questa, non fa la furba che mi porta a casa la fascia, stasera sono andate le Tegnue e ho vinto le Miss Le Tegnue, non far la furba, stai al centro del palco, stai tu al centro del palco. Dicevo, cosa ricordi del momento in cui hai saputo nella finale di Miss Rocchetta Veneto che avevi vinto questo titolo? Cosa hai provato in quel momento? Felicità. Sì. Felicità, sì, è stato bellissimo. E come ha detto
collega, esatto. E sono anche tantissimi bei ricordi, quindi è difficile appunto focalizzarmi su... Dalle finali regionali in Veneto, poi catapultate alle prefinali nazionali a Roma, dove si trovate in mezzo a 160-170 ragazze da tutta l'Italia, con un bellissimo gruppo di ragazze del Veneto, e poi so che c'era molta coesione tra voi, e questa è stata una cosa molto bella, perché ci vuole solidarietà tra concorrenti. Io lo dico sempre, non è una gara contro le altre, ma è una soddisfazione per voi stesse vincere un titolo, questa è la cosa importante. Trovarsi catapultata a Roma in una prefinale nazionale in giorni frenetici, anche faticosi, cosa ricordi di quelle giornate? Allora, intanto, come hai detto tu, eravamo molto unite tra di noi ragazze, ci aiutavamo tutte a vicenda ed è stato fondamentale per me, perché appunto ho avuto il sostegno delle mie amiche, che adesso sono diventate amiche. Poi la prefinale di per sé è stata tutt'altro che una sfilata, anzi dovevi farti conoscere dai giudici, dovevi parlare, raccontare la tua vita e i tuoi sogni, e quindi totalmente diverso, ma bellissimo lo stesso. Cosa vuoi fare da grande? Sei grande, però cosa vorresti fare? Cosa speri che ti porti Miss Italia, questo titolo? Allora, io da quando sono piccola che amo la recitazione, infatti grazie a Miss Italia sono stata contattata per fare qualche scena in un film che uscirà l'anno prossimo, e quest'estate sono stata ammessa in una scuola molto importante a New York per un programma estivo, per cui speriamo insomma di raggiungere il mio sogno. Che bello, grazie Carolina Zaupa, Miss Rocchetta Bellezza Veneto 2021. Puoi accomodarti, grazie, ci vediamo poi per piacere. Io invece approfitterei, visto che stiamo aspettando, io sto aspettando il verdetto della giuria, quindi magari alcune cose le anticipo prima. Abbiamo il presidente di Confcommercio Chioggia, che è Alessandro D'Are. Io mi farebbe piacere un intervento da parte sua, un saluto ovviamente, poi anche sapere un po' come sta andando la stagione, cosa stanno combinando di bello i nostri amici commercianti di Chioggia e di Sottomarino, in tutta questa bellissima città. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti, intanto complimenti. Volevo ringraziare la famiglia di Adelino che è sempre disponibile in questa location favolosa. Grazie a voi e alle ragazze che le ho viste molto emozionate, è la seconda volta che vengo e sono state veramente brave e coraggiose anche, perché così giovani mettersi in gioco, quindi tutte belle. Quindi. La stagione sta promettendo bene, sicuramente quest'anno abbiamo avuto anche la novità, forse è l'inizio della crocieristica a Chioggia, che anche quella è una fiore all'occhiello che speriamo si sviluppi tanto, soprattutto per dare quel cambio di rotta alla nostra economia, soprattutto dal punto di vista turistico. I nostri imprenditori sulla spiaggia in questi anni hanno investito tantissimo e qua va il mio applauso e i miei complimenti a tutto il litorale di Sottomarina che ha fatto passi da gigante negli ultimi 10-15 anni. E qui ne abbiamo un esempio, perché portare i numeri di turisti in questa location, che è un po' in periferia della nostra spiaggia, vuol dire aver investito sangue e sudore, e quindi grazie alla famiglia che ha investito in questo canale. Grazie a voi e a tutti. Buona serata. Grazie Presidente. Tra l'altro qui fanno degli aperitivi, delle serate, oltre ovviamente a quello che avviene nella quotidianità in una spiaggia. Io non l'ho preparata, non l'ho chiesto, quindi però insomma ho una persona che sicuramente ha la sua... Ti va di fare un intervento? Parlo con Daniel di Radio Stereo Città. Mi farebbe piacere, una nostra miss, la Deborah Pattarello, è stata ospite della loro trasmissione su Radio Stereo Città, io li vorrei qui insieme. Con me abbiamo Daniel e Nicola. Buonasera, lascio il microfono a voi. Buonasera a tutti, come state? Tutto bene? Sì. Chi ascolta Radio Stereo Città sicuramente ha avuto modo di sentirli, e tra l'altro noi vi ringraziamo perché Deborah Pattarello, che è Miss Sport Veneto ed è arrivata tra le prime 10 classificate alla finalissima di Miss Italia quest'anno, so che è stata vostra ospite in radio, quindi noi ne approfittiamo per ringraziarvi dal vivo. Le vorrei tutte comunque. Brave, siete molto belle, molto brave tutte. Grazie chiaramente per l'ospitalità e soprattutto grazie allo staff delle Tenue che ha scelto Radio Stereo Città, insomma, per allietare un po' gli aperitivi, insomma, un po' tutto quanto. Grazie di cuore veramente. Nicola, vuoi dire qualcosa? Esatto.
No, bellissima serata e finalmente dopo 2 anni si è ritornato a fare questo tipo di eventi come vanno fatti, senza nessun timore, con la libertà di stare fuori, di stare insieme e di vivere serenamente. Era ora. Buona serata a tutti. Grazie, questo è il bel messaggio che noi speriamo possa arrivare. Grazie davvero per la vostra disponibilità e perché comunque avete dedicato del tempo. Appoggio questo microfono qui. Abbiamo visto 18 concorrenti questa sera, 6 saranno coloro che saranno premiate, ovviamente per tutte le altre 12 ci sarà la possibilità di partecipare alle prossime serate, tra l'altro una è proprio prevista anche qui, ancora alle Tenue, quindi avremo modo di rivederci. Vedo Paola Rizzotti che si è avvicinata con le fasce, questo mi consola molto perché fino a che non arriva... Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Bene, e adesso è arrivato il momento solenne di premiare. Io voglio annunciare una cosa importante, che c'è una ragazza tra loro che è già una finalista regionale, ha deciso di partecipare questa sera, ovviamente ci fa molto piacere, anche perché comunque è un motivo per, in qualche modo, come si diceva prima, per affrontare anche le passerelle future. Io voglio un applauso particolare per Aurora Businaro, che è la numero 4, fai un passo avanti, lei è già una finalista regionale, ti ringraziamo per essere stata con noi questa sera. E ovviamente con questa scusa è venuta anche a controllare la concorrenza, perché chi saranno le prossime che mi trovo alle regionali? Stasera le scopro. Grazie Aurora e complimenti, tra l'altro è la più giovane del gruppo, visto che ha ricordato, ho detto prima lei ha 17 anni, però ne fa 18 ovviamente entro il 17 settembre come previsto dal regolamento, e ci dovevamo presentarla anche perché magari chi segue Miss Italia sui social sa insomma che ha dei volti già riconosciuti, e quindi Aurora in qualche modo è conosciuta per questo. Bene, detto questo andiamo a premiare. Anelino Tiozzo va a premiare la sesta classificata. Sesta classificata ammessa alle finali regionali di Miss Italia, lei è la concorrente numero 6, Anna Vittoria Zanatta. E lei? Andiamo quindi con la quinta classificata, Gabriele Tiozzo. Ecco qui Gabriele, l'ho visto. Scusate se ho volto le spalle al pubblico, però voglio lasciare spazio per le ragazze e per coloro che stanno facendo i video in questo momento. Gabriele Tiozzo va a premiare la quinta classificata. Ricordiamo anche lei ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Veneto. E la concorrente Veronica, numero 7, Boscolo Ceggion.
abbiamo la quarta classificata. Luca Tiozzo premia. Luca, eccolo qui, buonasera Luca. Con la fascia della quarta classificata. Lei è la concorrente numero 5, Leila Saggi. Dov'è? È lei. E la terza classificata la premierà Annelino Tiozzo, il nostro patrono, come si suol dire. Concorrente numero 13, Anna Rita Console di Villafranca Padovana. Seconda classificata, Gabriele Tiozzo. È pronto Gabriele? Con la fascia, sempre pronto Gabriele. Nato pronto. Seconda classificata, Miss Rocchetta Bellezza. Lei è la concorrente numero 2. Annellino insieme a Luca Tiozzo, fascia e corona. Ovviamente con loro ci saranno anche le nostre miss ospiti. Prego, avvicinatevi agli amici Tiozzo per premiare la prima classificata, Miss Leteniue Beach. Vicino al Miss Leteniue Beach 2022 c'è Miss Leteniue Beach 2021, che poi è diventata Miss Rocchetta Bellezza Veneto. La vincitrice di questa selezione è la concorrente numero 18, Valentina Amenduni di Padova. E la passerella fino in fondo. Io per questo applauso, però l'applauso più grande lo voglio ancora per loro, che sono Noemi, Chiara, Sara e poi Aurora, Leila, Anna Vittoria, Veronica, Giulia, Cara Nomi, Chiara, e poi abbiamo visto ancora Aurora, Nicola, Anna Rita e poi Giorgia, Martina, Sonia, Eleonora e Valentina. Queste sono le 6 vincitrici di questa sera, queste sono le ragazze che accederanno alle finali regionali inverni delle Miss Italia. Ovviamente abbiamo tante altre selezioni, venerdì sera ce ne sarà una, sabato ce ne sarà un'altra qui in Veneto. Torneremo a vederci ancora una volta qui alle Leteniue Beach, adesso non ricordo esattamente la data, comunque ci rivedremo il mese prossimo, credo nel mese di luglio, e voi siete alle finali. Per voi invece ovviamente vi aspettiamo alle prossime selezioni, perché Miss Italia non finisce assolutamente qui, anzi per tutte voi continua. Grazie alla famiglia Tiozzo, ovviamente grazie ai nostri giurati e grazie a voi per averci fatto compagnia insieme a queste magnifiche ragazze. Le ragazze di Miss Italia hanno qualcosa in più, sono le ragazze di Miss Italia. Ciao! I could
seen it last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. Alright, I'll do it.